800 stile libero femminili. In corsia numero 1 per il Veneto Banca Montebelluna è stata argento quest'anno ai giovanili di Riccione Vittoria Tomietto negli 800 stile libero. In corsia numero 2 per Seagulls Swimming Michelle Weber. In terza corsia Kate Lian Bivon Waterborne. In quarta corsia è stata medaglia d'argento ai campionati mondiali junior nel 2013 nei 1500 stile libero, finalista anche agli Euro Junior con la vittoria della medaglia di bronzo nel 2013, pluricampionessa italiana giovanile agli assoluti di quest'anno, la medaglia di bronzo negli 800 stile libero, Linda Caponi, Team Nuoto Toscana Empoli. In sesta corsia Eleonora Marin Rosà, in 7 Irene Natalia De Biasi Idros, in 8 Morgan Farronato Rosà. Pay your mark. Dunque siamo in acqua con la prima serie. In quarta corsia Linda Caponi, atleta portacolori del Team Nuoto Toscana Empoli, giovanissima, classe 1998. Abbiamo ricordato nella presentazione, lei vincitrice della Coppa Komen, vincitrice di tante medaglie ai campionati europei junior nei 400 e 800 stile libero, più volte finalista con le staffette della nazionale azzurra, è stata 2 volte medagliata ai mondiali di Dubai nei 1500 stile e 800 stile libero, lei che ha vinto più volte titoli italiani giovanili e quest'anno la medaglia di bronzo ai campionati italiani assoluti di primaverili. Lei che è anche specialista delle lunghe distanze dello stile libero, detiene il record italiano junior sulla distanza dei 5 chilometri. Specialista delle lunghe distanze anche Michelle Weber, che nuota in seconda corsia, lei atleta del Sudafrica, già nazionale per lei nelle gare di fondo nuotate in acque libere, ha partecipato più volte appunto in gare in acque libere. Intanto Linda Caponi attacca lei la gara e va al passaggio dei 200 metri di gara. Vediamo il tabellone che ci dice 2:04 e 85 per l'atleta targata Team Nuoto Toscana Empoli. Abbiamo ricordato anche in prima corsia l'atleta più giovane in vasca, classe 2001, medagliata ai giovanili di Riccione nella gara degli 800 stile libero. Tanto presentiamo gli atleti della quarta serie, 400 stile libero maschili, in 1 Roman Plies, Mendelville Dolpins, in 2 Lucas Johan van der Merg, Waterborne, in 3 Federico Gambi, Team Nuoto Toscana Empoli, in 4 Matteo Botti, Empoli, in 5 Ludovico Foglia Gabbiano, in 6 Rai Sassim, Waterborne, in 7 Divan Bester, Mendelville Dolpins. Intanto sempre Linda Caponi al comando, va alla virata dei 300 metri, 32 e 37 per lei questo tratto di 50, Michelle Weber 32 e 74 in terza posizione, poi Katie Ann Bivon in terza posizione 33 e 85.
32-15 per Linda Caponi, che continua a migliorare, 50 dopo 50, ultima vasca per lei qui al meeting di Treviso, a caccia di un super tempo, 4:12:29 il suo tempo di iscrizione, 400 stile libero che gli ha regalato il bronzo agli europei, ma lei predilige sicuramente di più gli 800 e i 1500, ma intanto si va a prendere la vittoria e la medaglia d'oro nella vasca di Treviso. 4:12:74 Linda Caponi, team nuoto Toscana Empoli. Michelle Weber in seconda posizione, 4:17:51, e poi per la terza posizione Katie Ann Bivon, 4:23:32. Risultati naturalmente ancora da confermare, ma un grande applauso va alla vincitrice con 4:12:74, Linda Caponi.